Buongiorno a tutti, la apro da qua. Allora, io sono Francesca Durastanti, intanto ringrazio per l'invito per essere qui. Mi sono ricordata che nel 2009 c'era anch'io, al primo incontro che è stato fatto, infatti io sono su quel forum. Arrivano anche a me le notizie, funziona benissimo, è uno strumento che per chi non è iscritto vi consiglio di iscrivervi perché è veramente uno strumento importante. Prima di dire chi sono, da dove vengo e l'argomento insomma che affronteremo un po' insieme, io ho portato un piccolo video di una piccola raccolta di esperienze, perché penso che sia importante partire, quando si parla di agricoltura sociale, partire da chi la fa l'agricoltura sociale. Poi la teorizziamo, vediamo un po' quali sono i principi e quali sono le cose, però mi piaceva iniziare un po' anche con le facce delle persone che ho incontrato che fanno agricoltura sociale. Le facce che vedrete adesso, il video che vedrete adesso, poi lo riprenderemo un attimo in mano con alcuni, ma viene da un viaggio che io ho fatto insieme ad altri colleghi un paio d'anni fa e siamo andati in giro per tutta Italia ad incontrare, ad intervistare persone che si occupano di agricoltura sociale, ma allargando il tema un po' di più, di agricoltura civica. Quindi ci troverete anche orti urbani, ci troverete persone che fanno didattica e informazione in modo diverso e quindi ecco, vi ho portato un po' questo riassunto. Sono circa una quarantina, ci tengo a dire che non sono the best of, ma sono soltanto delle aziende con cui in qualche modo noi eravamo entrati in contatto e siccome avevano un'esperienza un po' di anni, sono un po' forse pionieri, ci sembrava giusto intervistarli perché forse potevano lasciare qualcosa a chi voleva iniziare questo percorso. Il video, abbiate pazienza, è abbastanza casareccio, però è composto da ogni realtà da due fotografie, da due fotogrammi, uno che ci dice dove siamo, così ragioniamo un po' in che parte dell'Italia stiamo, e la seconda raccoglie una frase che abbiamo estratto dall'intervista, così come dire un messaggio che lasciano questi imprenditori che ci volevano lasciare. Insomma, io cerco di farlo partire. C'è una musica sotto, ma non è importante, è solo per... It's never enough for me, if that's the way I like it. You taste a melody without a referee, if that's the way that I like it. No commodities, not even a cup of tea, if that's the way that I like it. Keep on feeling better. Love me, please, and stay. Really doesn't matter. Wake me up today. Da 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 da. The particles I breathe, the remedy never need. That's the way you like.
vi ho portato un po' con me in questo viaggio, ma perché, come avete visto, sono un po' di spunti che secondo me un po' la inquadrano questa nuova agricoltura. C'erano i giovani, c'era chi decide di rimanere perché andare via significherebbe lasciare un territorio. C'è chi ha detto che se non sei una realtà codificata non esisti, perché a volte pensiamo che ci serva una legge perché ci dia il permesso di esistere. Un po' l'agricoltura sociale sbatte contro queste cose, no? C'è chi ha scritto che c'entrano, avete visto, le fragole con provare a fare un nuovo welfare, o qualcuno che ha detto compito del mondo rurale è riempire la testa e non solo le pance. Insomma, un po' di spunti per provare a parlare un po', dando la voce prima a loro, di questa nuova agricoltura che in qualche modo sta venendo fuori. Secondo me l'agricoltura sta cambiando e quindi è bene, insomma, seguire questo cambio. I buoni frutti lo lascio a Veneto Agricoltura, così insomma poi chi vorrà potrà anche approfondire questo. Qualcuna di quelle realtà dopo le riprendiamo per capire un po' più, per vederle un po' più da vicino, però ecco, iniziamo un attimo a fare, passiamo da chi la fa, proviamo a teorizzarla un po', quindi oggi facciamo un po' un quadro di questa che è l'agricoltura sociale, l'agricoltura civica e di come si sta muovendo. Intanto io chi sono? Allora io come iCare, si scrive iCare, si legge iCare, richiama l'iCare di Don Milani, mi sta a cuore e ci tengo. iCare è un acronimo e sta per Agenzia Italiana per la Campagna e l'Agricoltura Responsabile ed Etica. Siamo un gruppo di professionisti con diversi percorsi professionali, chi viene dal mondo dell'agricoltura come me che sono un agronomo, chi viene dal mondo dell'educazione, psicologi e sociologi. Ci siamo ritrovati insieme per ragionare intorno a questi nuovi percorsi agricoli, a questa innovazione che porta l'agricoltura sociale. Tra le altre cose, siccome è importante, vedo anche dal vostro percorso formativo, andare a conoscere o parlare con chi fa agricoltura, una parte del nostro bagaglio culturale l'abbiamo fatto proprio andando ad intervistare sia in Italia che all'estero le persone che fanno agricoltura sociale. Apro e chiudo una parentesi rispetto all'intervista e a quelle persone che avete visto prima. Una cosa che ci ha sempre meravigliato è che queste sono persone che comunque hanno aperto delle strade, hanno lavorato e hanno fatto veramente tanto, ma la domanda e poi avevano ancora molto altro da dire, cioè nonostante questo periodo, nonostante le difficoltà, se volete, di aprire percorsi nuovi, erano persone estremamente motivate e con altre idee a fare. E nell'intervista non è quasi mai uscita la parola profitto. Non è uscita mai, ma sono uscite parole come relazione, valore, e questo è facile, è sufficiente sul testo con Windows, con il doc, andare a vedere quali parole escono e non escono. La parola profitto non è mai uscita, non è mai uscito perdita, non è mai uscito svantaggio se non rivolto a persone con svantaggio. Quindi, come dire, questi imprenditori in realtà fanno riflettere anche rispetto alle parole che usano. Velocemente invece qualche strumento, tornando ad iCare, www.icare.it che potete trovare, stiamo lavorando per la mappa delle esperienze che lavorano in agricoltura sociale perché come sapete non è semplice far emergere le realtà perché sono puntiformi, ce ne sono diverse e quindi sul sito di iCare sarà uno strumento interattivo, chi ha una realtà potrà in futuro segnalare la propria realtà compilando una semplice scheda ed essere iscritto nella mappa, proprio perché c'è anche bisogno di dare visibilità a tutto questo, sia per chi lo fa, ma anche per chi lo vuole fare, perché probabilmente vuole sapere chi c'è vicino, come ha fatto, per favorire quello che di fatto è l'incontro tra queste cose. Un altro strumento di iCare che trovate sul sito è il centro di documentazione, un centro che cerchiamo di raccogliere quanto più documenti e materiali possibili, proprio per favorire un po' questo scambio. Vi invito a seguirci poi anche Twitter, Facebook e tutti i canali. Rispetto alla presentazione che avete nelle cartelline, quello è un abstract rispetto a quello che dirò adesso, quindi il consiglio che vi do magari è di seguire qui e quello di tenerlo come semplicemente così, linea guida.
Rispetto a chi sono io, in realtà, a parte il fatto che faccio l'agronomo e che qualche anno fa ho iniziato a fare questo percorso, nel mio percorso di studi, poco prima di finire l'università, la facoltà di agraria prevede un tirocinio prima della laurea. E io mi sono laureata con il professor Senni mi ha proposto di fare un tirocinio presso un'azienda della ASL, azienda sanitaria locale, che lavorava in agricoltura con dei pazienti psicotici. Io ho cominciato con questo tipo di attività e quando ho iniziato io, non sono tantissimi anni, però questa cosa veniva vista abbastanza strana perché il tirocinio si fa presso uno studio agronomico, presso altre aziende. Il fatto di andare in un'azienda che lavorava con ragazzi psicotici era visto in modo strano, tanto che quando io preparavo un po' di documenti e cercavo su Google agricoltura sociale, tra virgolette, 10 anni fa Google diceva cercale separate, cioè non esisteva neanche il termine agricoltura sociale. Questo per darvi così un parametro di quanto il tema sia recente e insomma di quanto si stia facendo. In particolare mi occupo di sviluppo rurale e di multifunzionalità, che sono anche i contenitori e il contesto in qualche modo dell'agricoltura sociale. Allargando un po' il panorama, no? Qual è il contesto dell'agricoltura oggi? Probabilmente queste sono le immagini dell'agricoltura che la società di oggi ci passa, no? L'agricoltura sta cambiando e assumerà sempre di più un ruolo vitale ed importante per i rapporti che costruisce con la propria società. Però poi alla fine a noi arrivano le immagini di Rosita, la gallina con Banderas, quindi questa è un po' l'immagine che arriva a noi. In realtà l'agricoltura oggi è questa. È anche questa, quindi è quella che vedevate un po' nel video, no? Ci sono i gruppi d'acquisto, il ruolo di un consumatore che vuole tornare ad essere protagonista e responsabile all'interno di circuiti di vendita, l'agricoltura sociale, quindi anche i servizi alla persona per persone con difficoltà o disabilità, agricoltura e welfare, agricoltura e giustizia sociale, come è quella la realtà di Libera Terra. Quindi l'agricoltura oggi contiene molto altro, benché le immagini che ci arrivano sono diverse. Il contesto in cui si muove l'agricoltura, e ci collego anche una parte importante di quello che fa l'agricoltura, che è il cibo, è la produzione di cibo. Ho riportato questa frase perché secondo me fa anche un po' riflettere, benché sia una frase abbastanza semplice. Una volta nella tua vita hai bisogno di un medico, di un avvocato, di un poliziotto, anche di un sacerdote, ma ogni giorno, 3 volte al giorno, hai bisogno di un agricoltore. Probabilmente il settore agricolo deve un po' riprendersi questo ruolo fondamentale che ha. 3 volte al giorno entra nelle case di un qualunque consumatore, noi 3 volte al giorno abbiamo a che fare con un agricoltore. L'agricoltura sociale ci stimola a riflettere sul nostro ruolo attivo sia in quanto imprenditori del settore agricolo, del settore sociale, ma anche in quanto cittadini e consumatori. Quindi se volete un po' una provocazione, forse un po' l'agricoltura l'ha perso, se l'ha un po' smarrito questo senso di così importante di settore primario che ha. In qualche modo l'agricoltura sociale ci fa riflettere perché questo ritorni ad essere al centro delle nostre riflessioni. Vi ho portato qui un esempio di Arvaia perché Veneto Agricoltura qualche giorno fa l'ha proprio postato sul forum che avete visto prima. Arvaia è una comunità di cittadini che sostengono un imprenditore agricolo, partecipano al rischio di impresa di quell'imprenditore agricolo, anche se l'imprenditore agricolo agisce su terreni comunali del Comune di Bologna. Quindi per dire quanto ci sia di forme di partecipazione. Che cosa succede allora? Che in qualche modo stanno un po' cambiando le riflessioni e le tendenze. Intanto c'è un'identità agricola e rurale che si sta rafforzando in quanto identità importante. Si cominciano a vedere una parola che troveremo spesso, che è la parola alleanza. L'alleanza tra cittadini, imprenditore agricolo, tra città e campagna, quindi questa costruzione di rapporti molto forti. In qualche modo la società di oggi si muove sempre verso di più l'agricoltura e la guarda anche con interessi diversi. La riscoperta di quello che è un valore etico, sia per quanto riguarda l'ambiente, il rapporto con la natura, ma anche l'autenticità e le relazioni e i prodotti.
la qualità ambientale che l'agricoltura svolge con il suo ruolo e tutto quello che sono i nuovi temi che guardano alla produzione e al consumo. Se la televisione ci passa la gallina Rosita e Banderas, la stampa quasi ogni giorno con i canali informativi che passano da Facebook, da tutti i canali che abbiamo a disposizione oggi, però ogni giorno, se ci fate caso, sottolinea in qualche modo questa nuova visione dell'agricoltura. Ritorno, e lo riporterò anche più avanti, sul fondamentale fulcro che comunque in agricoltura sociale è importante, che è quella della produzione di cibo, al di là insomma di quella che è oggi la visione del cibo con Masterchef, però insomma quanto sta tornando forte, e se volete Masterchef in qualche modo ce lo sottolinea, anche se a suo modo, però quanto sta tornando importante il ruolo del cibo e della sua produzione. Quindi questo ci fa riflettere di come oggi il mercato agricolo sia al centro di riflessioni, di discussioni, in qualche modo di costruzione di relazioni, anche se non lo percepiamo, anche se non tutti lo percepiscono, però sta tornando importante, e come l'agricoltura oggi viene vista come uno strumento che può dare risposte alla comunità. Così, per fare una teoria, per capire dove siamo con l'agricoltura sociale, allargare un po' quali sono i contesti dell'agricoltura sociale, partiamo da quello che è lo sviluppo rurale dell'agricoltura e l'altro filone, l'altro contesto è la multifunzionalità che ci accennava anche prima la dottoressa Piras. Quindi due filoni di partenza importanti, lo sviluppo rurale e la multifunzionalità. Vi ho preso qui un disegno, questo è il triangolo di Van der Pleghe, che è un olandese studioso proprio dello sviluppo rurale, che ci riporta che l'agricoltura tradizionale di fatto si sta spostando secondo queste tre direttive che lui chiama allargamento, approfondimento e riposizionamento. Che vuol dire queste tre, come dire, direttive su cui si sta evolvendo l'agricoltura? Il primo è la valorizzazione, quello che lui chiama approfondimento, cioè tutte quelle attività che sono integrate a quelle tradizionali che si trovano a monte o a valle e che consentono di aumentare il valore aggiunto del prodotto. Un esempio è i prodotti d'agricoltura biologica, che aumentano in qualche modo il valore aggiunto, tutto quello che è legato all'ambiente, alla biodiversità, eccetera. L'allargamento sono tutte quelle pratiche che, oltre alla produzione di alimenti, quindi di beni alimentari, possono anche fare dell'agricoltura la produzione di servizi, quindi tutte quelle che sono qui, la parte in cui rientrano i servizi alla persona, quindi l'agricoltura sociale rientra in questo settore, ma anche l'agriturismo, l'attività didattica, eccetera, e infine quello che lui chiama un riposizionamento, cioè tutte quelle strategie per acquisire risorse e ridurre i costi della produzione. Questo è un modo nuovo di guardare in realtà allo sviluppo rurale, cioè lo sviluppo rurale non è semplicemente un prodotto, ma è un luogo, lui lo chiama della coproduzione, cioè dove si esprime fortemente la relazione tra la natura e la società. E questo concetto di coproduzione appartiene fortemente all'agricoltura sociale. Lo sentivamo anche prima quando ci parlavano di come è stata costruita la legge o del percorso formativo, no? Il mettersi insieme. Soggetti diversi si mettono insieme perché decidono di coprodurre, quindi non in modo distinto, ma di coprodurre un servizio che porti un miglioramento alla propria comunità locale. Quindi è importante il concetto della coproduzione. Come è importante il soggetto della relazione che l'agricoltura sociale stimola e cerca di costruire e di portare avanti. Quindi lo sviluppo rurale non viene più visto come un prodotto, ma viene visto come un processo di cui comunque, che sia impresa agricola, che sia cooperativa sociale, all'interno del settore del contesto rurale, ne è un possibile promotore. Rispetto a invece l'altro contesto, che è quello della multifunzionalità, ce lo ricordava prima la dottoressa Piras, l'agricoltura sociale sta, diciamo, nella scatola della multifunzionalità. Per multifunzionalità, lo sappiamo tutti che cosa si intende, l'agricoltura può produrre più prodotti congiunti, quindi può
raggiungere, può conseguire più obiettivi sociali. Questa è la definizione dell'OCSE. In qualche modo quindi tutto il settore agricolo può apportare un benessere sociale ed economico, secondo la definizione della multifunzionalità. Quali sono gli ambiti della multifunzionalità in agricoltura? Lo sappiamo: il turismo, la commercializzazione, l'ambiente, la didattica e il welfare. Questi sono gli ambiti della multifunzionalità. Messi in un altro schema, cioè questo, sicuramente, ce lo ricordava sempre stamattina la dottoressa Piras, la funzione sociale è arrivata, l'abbiamo riscoperta recentemente, ma in realtà è sempre appartenuta al mondo agricolo. Si parla in agricoltura sociale di retroinnovazione, perché l'agricoltura sociale non fa altro che rigiocare in modo innovativo e positivo delle caratteristiche che sono sempre appartenute al mondo dell'impresa agricola sociale. Pensate al fatto che l'impresa agricola è un'impresa familiare, quindi il fatto che ci sia un tipo di luogo di lavoro legato alla familiarità, al fatto che non c'è un cartellino da timbrare, ma c'è una costruzione di rapporti. Siamo in un'impresa, ma siamo in un'impresa familiare, e questa caratteristica ce l'ha sempre avuta. Il concetto che l'agricoltura in qualche modo è stata sempre accogliente. Se pensiamo agli anziani che dentro un'azienda agricola, anche finché possono, in qualche modo però contribuiscono comunque all'economia di quell'impresa, banalmente dando da mangiare alle galline, è una cosa che è sempre appartenuta al mondo dell'agricoltura sociale. Poi oggi la rigiochiamo in forma innovativa e per la costruzione di servizi, ma facciamo leva su delle caratteristiche che il mondo agricolo ha sempre in qualche modo sposato. L'agricoltura sociale riporta al centro l'impresa agricola, al centro della propria comunità. E questo è vero, e in qualche modo in passato l'azienda agricola è sempre comunque stata al centro della comunità, ha sempre dialogato con la comunità. Quindi ecco perché si dice retroinnovazione, perché è un'innovazione ma le caratteristiche gli sono sempre appartenute. Volendo ancora in qualche modo strutturare il concetto della multifunzionalità, il settore agricolo viene visto come un settore che può contribuire al benessere sociale ed economico della collettività, e quindi è una funzione per la produzione di benessere attraverso i servizi alla persona. Non esiste una definizione unitaria di quella che cos'è l'agricoltura sociale. Io ne ho riportata una di altre che ne circolano, che dice: l'agricoltura sociale è quell'attività che impiega le risorse dell'agricoltura per promuovere o accompagnare azioni terapeutiche, di riabilitazione, di inclusione sociale e lavorativa di persone svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Questa è una definizione. Se vogliamo un po' allargare questo orizzonte, diciamo che il termine agricoltura sociale di fatto indica delle esperienze che coniugano l'agricoltura e l'utilità sociale. All'interno di queste esperienze tutte quelle che sono le risorse dell'azienda agricola sono impiegate non solo per la produzione di beni, di cibo e di beni alimentari, ma anche per la costruzione e la fornitura di servizi rivolti a migliorare la qualità di vita delle persone. Sul miglioramento della qualità di vita, apro una parentesi, il miglioramento della qualità di vita nei percorsi di agricoltura sociale è un miglioramento che riguarda tutti gli attori coinvolti all'interno del percorso. Ci vengono sicuramente in mente i beneficiari, gli utenti che fanno un percorso all'interno dell'azienda agricola, ma il miglioramento della qualità di vita è visto anche nei confronti della comunità, degli altri attori della rete, anche dell'imprenditore che decide di attivare questo tipo di percorsi. I percorsi di agricoltura sociale si chiamano percorsi win-win, cioè dove tutti vincono, ed è importante questo, cioè un percorso sta su perché ognuno degli attori coinvolti trova il suo win, altrimenti il rischio è che qualcuno entri in percorsi di agricoltura sociale per, prima si diceva filantropia, per immagine. No, non funziona così, non stanno su. Ed in agricoltura sociale questo è possibile, trovare ognuno il proprio win-win. Rispetto alle risorse che utilizza l'agricoltura, quindi anche l'agricoltura sociale ha delle multifunzioni. In base a come utilizza le sue risorse abbiamo una funzione terapeutica, di cui poi dopo di me ne sentiremo parlare approfonditamente. Quindi nella parte terapeutica probabilmente la produzione è
più marginale, e una funzione lavorativa, e qui siamo nella riflessione di inserimento lavorativo delle persone, di formazione e di attività imprenditoriale. In questo tipo di agricoltura sociale la produzione è assolutamente significativa. In base alla posizione parliamo di un'agricoltura periurbana e di un'agricoltura rurale. Questa è una posizione geografica, quindi periurbana sono le zone che sono più a ridosso della città, e probabilmente le azioni che vengono più sviluppate in questo tipo di realtà sono quelle che guardano un po' al cittadino urbano, quindi l'educazione, la didattica, la responsabilità al consumo, il rapporto città-campagna. Nella zona più rurale c'è una maggiore costruzione di servizi per la comunità rurale. Pensate agli agrinidi, pensate a quelli che sono anche i servizi rivolti agli anziani, cioè nella comunità rurale logicamente sono più carenti i servizi alla persona, quindi l'agricoltura sociale in qualche modo si struttura per sopperire a questa carenza. Allargo un po' di più, visto che stiamo in un percorso informativo sull'agricoltura sociale. Il video che vi ho fatto vedere prima, vi ho detto, riguarda questa la trovate su Wikipedia, non perdete la vista per leggere le cose piccoline. L'agricoltura sociale sta in un settore più ampio che viene chiamata l'agricoltura civica, cioè in questa agricoltura ci sono gli orti urbani, ci sono i rapporti con il consumatore, meccanismi di vendita diretta e di cultura del consumo, quindi siamo in un settore un po' più ampio. L'aggettivo dell'agricoltura civica in qualche modo richiama anche un ruolo attivo, viene dal latino, dal civis, il civis latino, che era un cittadino che si sentiva responsabile della propria comunità. E il cittadino non esisteva se non dentro la propria comunità. Quindi se voi pensate a quello che vi ho nominato prima, no? Gli orti urbani, l'agricoltura sociale, in qualche modo c'è una responsabilità nuova da parte delle persone che decidono di impegnarsi con le proprie risorse, che sia un'impresa agricola o altro, per provare a costruire delle risposte per la propria comunità locale. Ecco la parte più ampia dell'agricoltura civica. E il passaggio che a cui si sta un po' guardando oggi, si passa da quella che veniva considerata una responsabilità del singolo, una responsabilità individuale, invece al farsi carico di una responsabilità collettiva, al guardare alla persona come dentro una comunità e quindi anche come responsabile di quella comunità. Per così schematizzare quanto ci siamo detti adesso, l'agricoltura produce prodotti e quindi si rivolge al mercato, poi l'agricoltura multifunzionale produce prodotti e servizi, anche questo si rivolge al mercato, l'agricoltura civica produce prodotti, servizi e valori, non sono monetizzabili, ma di fatto la costruzione di relazioni, il benessere sono valori, e questo è il percorso un po' dell'agricoltura civica. Quali sono le aree in cui lavora l'agricoltura sociale? Ve l'ho nominate prima: i servizi alla persona, l'agricoltura urbana, le forme innovative di vendita diretta, la didattica rurale. La comunità che supporta l'agricoltura è quell'esempio di Arvaia che vi ho fatto prima. Cittadini che si accollano il rischio di impresa di un imprenditore agricolo e che con lui stabiliscono delle relazioni per aiutarlo nella produzione. Tante sono le parole chiavi che stanno dentro l'agricoltura civica, però alcune le abbiamo già sentite: la relazione, la sostenibilità, la reciprocità, il fatto di parlare a una comunità locale. Bene comune è un'altra parola che l'agricoltura sociale / l'agricoltura civica ci riporta come stimolo di riflessione: il cibo, la vendita diretta, i servizi alla persona, eccetera. Sentivamo prima è recente il concetto di agricoltura sociale. È vero, è recente. Una semplice statistica che si può fare con Google, vi ho detto 10 anni fa
un po' più di 10 anni fa io non trovavo agricoltura sociale su Google insieme, oggi più o meno a febbraio si trova andando su Google, che vuol dire Google è uno strumento di ricerca, se volete, banale, però per far vedere quanto sta circolando. È un po' un indice di quanto, nonostante sia recente, nonostante sia difficoltoso, però di quanto circoli all'interno della rete il termine agricoltura sociale. Vuol dire, questo è un indice che vuol dire che c'è interesse, vuol dire che si fanno delle attività, ci sono delle realtà, quindi è insomma importante vedere anche quanto c'è di questo. Una fotografia, l'agricoltura sociale non è soltanto in Italia, ma l'agricoltura sociale è un'espressione anche europea. Si stimano circa 6.000 progetti di agricoltura sociale in tutta Europa, 1.000 in Italia. È difficile dare proprio un numero, una stima, perché sono diversi i progetti, a volte sono estremamente circoscritti nel tempo, quindi non è semplice dare dei numeri sull'agricoltura sociale. Però la cosa importante è intanto una differenza che c'è tra l'agricoltura sociale italiana e, tra virgolette, l'Europa e il resto del mondo. In Olanda, dove l'agricoltura sociale è nata all'inizio, dove ci sono le care farm, cioè le fattorie che curano, in realtà l'agricoltura e l'agricoltore hanno un po' perso quello che è il ruolo della produzione agricola, ma sono quasi delle aziende che ormai fanno soltanto servizio, fanno soltanto supporto terapeutico, e oltretutto il percorso che viene svolto all'interno delle care farm non ha un'occasione di lavoro, ma sono dei periodi per cui le persone passano un periodo all'interno dell'azienda agricola, poi escono e tornano in altri settori o a fare altro. Quindi che cosa c'ha l'agricoltura sociale italiana? L'agricoltura sociale italiana ha la leva in più, che invece ha investito molto su quella che è l'inserimento lavorativo, l'occasione formativa, l'occasione di dare come dire, percorsi sociali e di qualità di vita importanti. Probabilmente ha influito anche quello che in Italia è tutto il mondo della cooperazione sociale, no? Quindi questo matrimonio che ha portato come mission della cooperazione sociale il creare occasioni di lavoro. Quindi forse è questo. Tutti i progetti che vengono attuati tramite reti. Anche stamattina nella decisione della della legge sentivamo la rete del tavolo che si è messa intorno per ragionare su queste cose, quindi è importante il funzionamento della rete. Così una riflessione all'agricoltura sociale non si fa da soli, ma è sempre una espressione di più soggetti che si mettono insieme con un obiettivo. E qui vi richiamo un attimo quello che è il termine della competizione, un termine che quando uno lo sente pensa sempre che competizione, c'è una gara, il primo che arriva ha vinto. Competizione in agricoltura sociale è un po' riprendere quello che è l'etimologia della parola. Competizione viene da competere, che vuol dire volgersi verso uno stesso obiettivo. Quindi la rete crea competizione in questo senso, più soggetti che convergono verso uno stesso obiettivo. Qualche parola così, ma che sentiremo, qualche parola chiave, ma che sentiremo probabilmente anche dopo, che legano l'agricoltura sociale. Tutto quello che è semplicità e manualità. Se ci pensate, i lavori che si svolgono in agricoltura possono essere fatti con estrema semplicità e molto con manualità. Le aziende che fanno agricoltura sociale utilizzano tantissimo l'attività manuale, proprio perché consente a diversi soggetti, ognuno con le proprie difficoltà, di poter partecipare all'attività produttiva. La semplicità dei lavori, quale altro settore può svolgere i lavori sia con estrema meccanizzazione ma anche con estrema semplicità? Come un'altra parola fondamentale dell'agricoltura è la diversificazione. Il settore agricolo può essere estremamente diversificato e questo fa bene a due cose per l'agricoltura sociale. Uno, perché la diversificazione diversifica le attività, quindi diversifica il reddito. La diversificazione poi, nel diversificare le attività, consente di trovare il posto giusto alla persona giusta.
quindi amplia tantissimo la possibilità di inserimento di una determinata persona. Multifunzionalità e retroinnovazione l'abbiamo già sentite, alleanza anche l'abbiamo già sentita, ma la risentiremo. La crisi di identità è un po' quello a cui mi riferivo prima, no? Il settore agricolo forse oggi deve retroinnovarsi, cioè ritrovare la propria identità di fulcro della sua attività all'interno di una comunità. E come deve uscire dalla sua crisi di identità deve anche riprendersi la consapevolezza di questo ruolo, che avere una consapevolezza di un ruolo significa anche diventare responsabili di quel ruolo, ma la consapevolezza è rivolta anche a noi in quanto consumatori e cittadini. La serendipità, che è un po' una parola così, e che in inglese suona molto meglio, significa trovare qualcosa mentre in realtà si sta cercando altro. E in agricoltura sociale, io l'ho messa perché è una cosa che mi solletica delle riflessioni, attraverso la produzione anche di un pomodoro riusciamo a fare un benessere a una persona, quindi forse troviamo altro mentre volevamo ottenere il pomodoro. Questo per dirvi poi anche il discorso che ritornerà su tutto quello che è il cibo, che è comunque fattore fondamentale della produzione agricola. Se abbiamo visto che cos'è l'agricoltura sociale, mi piaceva anche dire che cosa non è l'agricoltura sociale. Allora, non è un'altra agricoltura, stiamo parlando di agricoltura, non parliamo di c'è l'agricoltura e poi c'è l'agricoltura sociale. Non è quindi un'agricoltura diversa, non è un'agricoltura, concedetemi l'aggettivo tra virgolette carina, ma quelle persone fanno agricoltura, una cosa bella, carina, però è un'altra cosa, come se fosse, come dire, qualcosa che sì, carino, ma. E non è un'agricoltura di serie B, l'agricoltura sociale è agricoltura. L'agricoltura sociale risponde a più bisogni ed è fondamentalmente una possibilità che permette di coniugare in modo innovativo la produzione di beni con la produzione di percorsi di utilità sociale. Cosa c'è in agricoltura sociale? L'agricoltura sociale c'è tanto dentro, l'abbiamo visto, no? Lega il settore dell'inserimento lavorativo, dell'educazione, del prendersi cura, probabilmente dopo di me sentiremo quanto è importante il valore del prendersi cura e del diventare responsabili di qualcosa. Pensate a persone che hanno difficoltà, persone con disabilità che sono sempre state loro oggetto di cura, che in qualche modo nella cura di una pianta o di un animale diventano persone che si prendono cura di. Quindi è un passaggio importante e fondamentale anche agli occhi della stessa comunità. Una persona che viene vista anche come non produttiva, il partecipare a processi produttivi è come dire, un cambiamento culturale e un cambiamento di punto di vista rivolto alla persona importante. Per riassumere, le aree di lavoro, probabilmente questa la conoscete già, l'avete già sentita, dove opera l'agricoltura sociale? Nel settore della riabilitazione e della cura, quindi siamo nelle persone con gravi difficoltà, con disabilità diverse, nella formazione e nell'inserimento lavorativo, quindi percorsi orientati alla formazione, a dare gli strumenti per una possibile occupazione, tutto quello che è la relazione e la qualità di vita, lo dicevamo prima rispetto soprattutto magari alle aree rurali, l'educazione e i servizi anche alla vita quotidiana, agrinidi, agriasili, attività con gli anziani, eccetera, eccetera. Questo per riassumere. Perché l'agricoltura sociale è difficile, è complessa, forse è difficoltosa, perché mette insieme diversi soggetti e quindi bisogna cominciare anche con il linguaggio a confrontarsi e a parlare un po' la stessa lingua. Dicevamo prima persone con disabilità che sono magari sempre state stigmatizzate come persone che non sono in grado di lavorare o di produrre, all'interno dei percorsi di agricoltura sociale diventano lavoratori. Questo è un cambiamento culturale importante che l'agricoltura sociale sta muovendo e aggiungo è anche difficile portare questo. Pensate anche a un'azienda agricola che si propone come luogo per fare attività con l'infanzia, quindi per tutto quello che è il percorso di agrinido. È un cambiamento culturale non indifferente decidere di educare i bambini dentro un'azienda agricola, cioè di fronte ci troviamo davanti spesso e volentieri persone che in qualche modo si irrigidiscono di fronte alla proposta facciamo un nido dentro un'azienda. Quindi molto del lavoro che viene fatto in agricoltura sociale è veramente il sostenere, il proporre, il portare avanti un cambiamento culturale.
È però una grossa potenzialità perché mettendo insieme diverse conoscenze permette di dare delle risposte molto più utili alla comunità locale, perché i punti di vista sono differenti. Come fa l'agricoltura sociale? Molto viene fatta attraverso, si dice, una ricollocazione delle risorse. Faccio sempre l'esempio dell'agrinido. Un'azienda agricola in un contesto rurale è un'azienda che probabilmente ha già delle strutture adatte che possono essere anche semplicemente modificate per poter fare quel servizio all'infanzia. Quindi ricolloca una risorsa che già c'è, non c'è bisogno di spendere e di costruirne nuova, ma è già lì. Ecco perché c'è una, se volete, ricollocazione di risorse, ma anche una migliore efficacia nell'utilizzo di quelle risorse. Un'azienda agricola che accoglie persone con disabilità e fa una serie di attività con loro, anche qui ha delle strutture che rigioca in questa chiave nuova, non ne spende, tra virgolette, di nuove, almeno non ne spende così eccessivamente. I servizi utili, allora, i servizi all'infanzia, l'assistenza per gli anziani, la formazione, l'occupazione, la presa in carico di soggetti deboli e l'inclusione sociale e lavorativa. Velocemente, questa è una slide del professor Di Jacopo che però riporta molto bene quali sono gli attori che stanno dentro a percorsi di agricoltura sociale. Ecco perché prima dicevo è complessa, mette insieme tante persone, e anche quanti sono i differenti utenti o beneficiari che entrano dentro questi percorsi. Quindi è abbastanza complesso e oltre a enti, cooperazione sociale, agricoltori, associazioni di volontariato e quant'altro, ci sono anche i consumatori che svolgono un ruolo fondamentale. All'inizio la dottoressa Piras diceva mercato e si fa impresa. L'obiettivo di una impresa agricola è quello di raggiungere una sostenibilità economica, non è massimizzare il profitto, che è un'altra cosa, è raggiungere una sostenibilità economica, e per raggiungere una sostenibilità economica l'impresa deve per forza di cose confrontarsi con un mercato, quindi con dei consumatori, e questo è fondamentale e piano piano vedremo come. Per dare una organizzata a chi fa agricoltura sociale, allora vengono definite aziende agrosociali, cioè sono aziende dove prevale l'attività agricola lavorativa, quindi la parte produttiva è sicuramente quella più forte e le professionalità sono spese per formazione, inserimento lavorativo e produzione. Ci sono anche delle strutture sociali che fanno uso di pratiche agricole, ma ne fanno un uso più a scopo terapeutico riabilitativo, e quindi l'attività terapeutica è il sostegno alle altre terapie, ecoterapie che vengono svolte. Ma ci sono anche aziende agricole che in qualche modo mettono a disposizione degli spazi al settore sociosanitario, ad enti o a quant'altro per svolgere la propria attività. Quindi questo è un uso diverso delle risorse. L'agricoltura sociale è un'opportunità per tanti soggetti, si diceva prima il concetto del win-win. Per chi è un'opportunità? Sicuramente ci vengono in mente gli individui beneficiari, quindi una persona con difficoltà o con disabilità che in qualche modo attraverso un percorso migliora la sua qualità di vita, viene inserito al lavoro, quindi trova un'occupazione. Sicuramente è un'opportunità per gli individui beneficiari. È un'opportunità però anche per il settore pubblico, per tutto quello che è l'efficacia della spesa pubblica. Prima parlavamo di ricollocazione di risorse, perché aumenta le possibilità a disposizione per svolgere la sua attività, perché il settore pubblico oggi passa, e poi parleremo di welfare, è costretta a passare dall'assistenza alla sussidiarietà, e quindi deve in qualche modo riuscire a costruire le alleanze sul territorio per poter continuare ad erogare i suoi servizi, altrimenti non regge più. È un'opportunità per il territorio e per gli enti locali. Pensate nelle zone rurali quanto è importante poter avere dei servizi alla persona. La cosa più semplice è pensare a un agrinido, vuol dire che la famiglia giovane che sta in quel territorio rurale non è costretta ad andare via perché ha dei servizi lì.
Quindi questo significa anche che il territorio rurale diventa attrattivo, diventa un territorio che non è un dormitorio intorno alla cinta della città, ma è un luogo dove ci sono servizi, dove ci può essere una vita, dove si può costruire una vita, e quel territorio è anche bello, è anche tenuto bene per la comunità locale, perché ha dei servizi, perché guadagna come salute, socializzazione, perché se si riduce la spesa pubblica ne guadagna la comunità locale anche. Ancora, è un'opportunità per le imprese. Perché è un'opportunità per le imprese? Perché sicuramente, ce lo diceva anche oggi la dottoressa Piras, il reddito, no? Alla fine noi guardiamo al reddito. Le imprese che lavorano in agricoltura sociale lavorano sulla reputazione e fanno della reputazione una chiave di diversificazione, cioè entrare in questo tipo di mercati per un'impresa agricola vuol dire diventare un'impresa in vista, che diventa un luogo al centro della comunità locale che offre servizi, quindi il consumatore ne riconosce un ruolo, e se ne riconosce un ruolo, quindi attraverso la sua reputazione, probabilmente è disposto a riconoscergli il suo beneficio attraverso l'acquisto dei suoi prodotti. Quindi la reputazione come chiave di diversificazione, ma anche un'opportunità per aprirsi ad altri mercati. Ci sono esempi di imprese agricole che facevano un percorso di vendita all'ingrosso e che entrando all'interno di questi percorsi hanno cominciato ad accorciare la filiera, ad entrare in quello che è il circuito dei gruppi d'acquisto, a quello che sono forniture di mense, dove la mensa, il bando comunale scrive che una quota parte dei prodotti devono provenire da aziende che fanno agricoltura sociale, cioè si è aperta a nuovi mercati, quindi è riuscita a confrontarsi con un mercato e ad avere un beneficio attraverso questo percorso. Le aziende che lavorano in questo tipo di realtà producono una serie di valori dove non è solo quello economico un valore importante, ma congiuntamente riescono a produrre un valore sociale ed ambientale. Abbiamo detto come sia importante rivitalizzare in questo modo anche le zone rurali. È un'opportunità per i giovani e sui giovani dopo apriamo una parentesi. Moltissime delle persone che mi capita di incontrare sono giovani e spesso sono giovani che ritornano all'agricoltura con queste volontà. È un'agricoltura dove è molto importante ed è molto presente la componente femminile. L'agricoltura sociale è molto fatta da donne, probabilmente perché noi donne abbiamo la caratteristica di essere più accoglienti o non so, ma comunque è tantissimo l'imprenditoria femminile e comunque la parte femminile è fortemente presente in questo tipo di realtà. Se non ne sono le imprenditrici titolari, comunque lo staff di queste aziende agricole è molto composto da donne. E questo è quanto. Rispetto ancora al ruolo dell'impresa agricola in agricoltura sociale, una caratteristica, anche stamattina ce lo ricordavano, è la crescita dal basso. Non è un qualcosa che viene calato sopra, ma è qualcosa che nasce dal basso. Le persone che fanno questo tipo di agricoltura sono caratterizzate da una forte motivazione. Spesso sono imprenditori che portano nel loro progetto di impresa il loro progetto di vita. Quindi è una motivazione elevata per poter svolgere questo e per come dire, mettersi nella parte di chi vuole contribuire alla propria comunità, alla costruzione della propria comunità. Le imprese che lavorano in agricoltura sociale sono caratterizzate da una fortissima componente imprenditoriale. Pensate al concetto prima di diversificazione delle tante attività, del fatto di doversi aprire a mercati nuovi, ma anche del fatto di partecipare a tavoli per ragionare su una legge piuttosto che per fare un progetto di territorio. Quindi l'imprenditorialità è fortissima dentro queste realtà. Mediamente richiedono una capacità maggiore e sicuramente richiedono delle competenze nuove. È importante infatti i percorsi di formazione, di incontro, che siano seminari, convegni, proprio perché per provare ad assumere quante più competenze possibili. L'azienda agricola che fa agricoltura sociale logicamente resta azienda agricola, non si trasforma in qualcos'altro, e l'imprenditore che fa agricoltura sociale non diventa
educatore, psicologo o quant'altro, resta imprenditore ed è importante l'apporto dell'imprenditore in quanto imprenditore. Perché? Allora, l'impresa che fa agricoltura sociale, abbiamo detto, non fa soltanto prodotti, ma all'interno della sua attività e non, come dire, di scarto o marginale, porta avanti il perseguimento di finalità sociali. L'approccio imprenditoriale è fondamentale perché riesce a coniugare la dimensione economica. Ricordiamoci che queste realtà devono comunque rapportarsi con il mercato, quindi è importante il ruolo dell'imprenditore che organizza, che stabilisce i lavori, che stabilisce gli obiettivi, è una cosa fondamentale. L'impresa che fa agricoltura sociale si trova al centro della comunità perché lei diventa promotrice di un cambiamento che è fondamentale, ecco perché il concetto di diventare fulcro, di essere un'impresa in vista, e si mette anche al centro della costruzione nuova di relazioni tra i diversi individui, tra le istituzioni e la società. Come sono, così se si può in qualche modo dare una fotografia delle imprese che lavorano, la maggior parte delle imprese che lavorano in agricoltura sociale. Allora, intanto è un'impresa produttiva, finanziariamente sostenibile, svolge attività produttiva integrata con quella dei servizi sociali. Le forme giuridiche sono le più varie, vanno dalle imprese agricole familiari, la cooperazione sociale, ma ci sono anche associazioni di volontariato e strutture pubbliche. I servizi che può offrire? Beh, possono essere dei servizi terapeutici, riabilitativi e di inclusione sociale o servizi educativi rivolti ad utenti diversi quanto più possibili. I tipi di coltivazione, beh, la maggior parte, dicevamo all'inizio, la diversificazione, no? Quindi predilige diversificare le attività sia nel tempo che nello spazio, quindi molto è orticoltura, frutticoltura, ma anche trasformazione, allevamenti di piccoli animali, quindi sono aziende composite. Se si potesse, come dire, fare una foto di questa azienda, non è tanto una estensione in superficie quanto in, come dire, profondità. Sono come aziende, concedetemi la parola, soppalcate, cioè fanno veramente tante attività, costruiscono tantissimo. Il tipo di lavoro è un lavoro estremamente manuale, quindi labor intensive, proprio per quanto dicevamo prima. La modalità di coltivazione, la maggior parte delle imprese guardano a una coltivazione a basso impatto ambientale, che sia biologico, certificato, non certificato, biodinamico, ma comunque la maggior parte si muove su questa linea. La commercializzazione, i canali di queste aziende sono tutti canali che cercano di interfacciarsi direttamente con il consumatore. C'è un lavoro importante di costruzione di un rapporto di fiducia con il consumatore, però sono tutte aziende che guardano alla filiera corta, alla vendita diretta, ad occasioni di incontro e ne costruiscono moltissime, anche di cultura del consumo rivolta al consumatore. L'imprenditore, la fotografia un po' dell'imprenditore che fa questo tipo di attività, abbiamo detto la motivazione quanto è importante, la sua capacità di costruire relazioni, ma anche è un imprenditore che è un imprenditore curioso, che è molto spinto ad incontrare, a formare, a partecipare ad attività come queste, cioè ad informarsi continuamente. Forte è una sensibilità ambientale spesso dentro queste persone per la caratteristica dell'imprenditore, e spesso sono persone che in qualche modo decidono di sperimentarsi e di sperimentare per provare a facilitare i percorsi di integrazione. Qualcuno ha aggiunto che sono persone, ed è vero, estremamente ottimiste e anche coraggiose, questo è importante. Qualche dato di come è fatta, qualche fotografia dell'agricoltura sociale. Questi dati vengono da un premio che iCare fa ogni 2 anni, l'Agricoltura Civica Award, è aperto a un premio nazionale che cerca di raccogliere le realtà che fanno agricoltura sociale, agricoltura civica. Questo per dirvi come sono composte le realtà. Il metodo di produzione, come vedete, la maggior parte, su 100 soggetti profilati, la maggior parte, ecco, che va verso il biologico, quindi un basso impatto ambientale. Vi dicevo, sono realtà che fanno tante produzioni diverse, infatti le filiere, se voi vedete questo in basso a destra, la maggior parte ha anche 5 filiere produttive, cioè tante diverse occasioni di lavoro.
La dimensione aziendale, allora non sono aziende di elevati ettari, ma la maggior parte sono aziende che arrivano fino a 5 ettari, quindi sono aziende piccole. Allora pensate quanto è, come dire, complesso su una piccola superficie diversificare anche tanto, ecco perché vi dicevo sono soppalcate in qualche modo, e qui pensate a quanto deve essere forte la capacità imprenditoriale di gestire tutto questo. Però ecco, è una parentesi d'ottimismo, non servono 100 ettari per fare l'agricoltura sociale, anzi probabilmente su 100 ettari non si fa l'agricoltura sociale, di quei 100 se ne sceglieranno 5, ma ne bastano pochi. Quali sono le filiere più frequenti usate dalle aziende che lavorano in agricoltura sociale? L'orticoltura vince su tutti, perché? Intanto per la manualità che prevede, perché ha dei cicli brevi di produzione, perché il ciclo breve di produzione mi permette di andare presto sul mercato, perché comunque la domanda di un prodotto orticolo genuino è elevata, quindi o forse anche qui un po' una parentesi, a volte si pensa che fare un pomodoro piuttosto che una zucchina sia semplice e quindi ci si lancia nell'orticoltura. È vero che fare un pomodoro e una zucchina si raggiunge un mercato, ha un ciclo breve di produzione, non è così semplice, però si può imparare e soprattutto si possono coinvolgere persone con difficoltà. L'altro settore è la frutticoltura che arriva e poi l'allevamento di animali di bassa corte. Piccoli animali sono l'altra cosa che tra le filiere più frequenti ed è importante. Le attività connesse, sempre per la diversificazione, il numero di attività connesse, sono tantissime le attività, spesso che si collegano e lo vedete poi qua sotto quale tipo di attività connesse fanno. La didattica è tra quelle più selezionate, diciamo così, per poter fare agricoltura sociale, ma anche perché didattica, vendita diretta, attività ricreative mi servono per aprire la mia azienda. Perché se io faccio agricoltura sociale ma sto chiuso nella mia azienda, ho perso tutto quello che abbiamo detto fino adesso. Invece molto del lavoro di un imprenditore che fa agricoltura sociale è quello di aprire l'azienda, di portare il consumatore dentro, di portare le persone dentro, altrimenti come fa a guadagnare in reputazione se poi c'è un cancello chiuso? Quindi didattica, attività ricreative, vendita diretta, mercato, consumatore, sono tutte attività connesse e importanti che queste attività svolgono e ne svolgono più di una. Mentre sulle attività sociali, la maggior parte di attività sociali che il nostro campione ha dichiarato di svolgere è quello rivolto alla formazione, all'istruzione e segue a breve l'inserimento lavorativo. Quindi queste sono le attività sociali che maggiormente vengono erogate all'interno di queste realtà. Il numero dei servizi sociali offerti, anche qui un po' come le attività connesse e come altre realtà che abbiamo visto prima, il numero di servizi sociali offerti spesso non è singolo, non è uno, ma ce ne sono molti contemporaneamente che vengono erogati. Le tipologie di utenza che vengono coinvolte in questo tipo di realtà, la maggior parte è rivolta a disabili mentali e psichici. Questo è lo spaccato più grande. Ci sono poi minori, altre utenze, però ecco, probabilmente l'agricoltura sociale è evidente che per chi ha un disagio mentale e psichico può svolgere un ruolo importante. Infatti la maggior parte guarda a questo tipo di utenza. Le utenze ospitate, anche qui non c'è una specializzazione. Un'impresa che fa agricoltura sociale non è un ospedale in campagna, è qualche altra cosa. E anche il tipo di utenza è estremamente diversificato, ma ogni realtà ne accoglie anche più di una all'interno della propria attività. Questo per darvi uno spaccato. Qual è un percorso? Quali sono i consigli per un'impresa che vuole avviare questo tipo di attività? Allora, intanto un primo consiglio è quello di continuare a fare l'imprenditore agricolo e continuare a mantenere la propria identità. Questo è fondamentale
perché è questo il ruolo che viene richiesto all'interno di un percorso di agricoltura sociale. Come è importante quindi rispettare i diversi ruoli e le diverse professionalità senza sovrapporsi. Un primo consiglio per chi vuole partire è quello di fare un'analisi della propria attività e della propria realtà, una fotografia di quello che c'è nella mia azienda e di dove poi voglio andare a arrivare. Sicuramente curare con maggiore accortezza quelli che sono gli spazi della mia azienda. Abbiamo visto prima quanto tendono ad aprire l'azienda agli altri, quindi persone, cittadini che devono essere accolti nella mia azienda, ma comunque stiamo lavorando anche con persone con difficoltà, per cui avere un bel posto, e bello ma non finto, che è un'altra cosa, è fondamentale per la qualità di vita, per le persone, ma anche per l'imprenditore agricolo. Quindi rendere il luogo estremamente accogliente, affidarsi là dove è possibile a un confronto anche con professionalità idonee per poter sviluppare insieme l'idea progettuale. Fondamentale è avere una disponibilità forte al confronto, per il fatto che l'agricoltura sociale non si fa da soli ma si fa insieme, ci si siede spesso intorno a dei tavoli. Confrontarsi ed essere disponibili a questo è importante, come è importante il provare a mettersi in gioco. Partecipare quindi nel tempo, oltre a portare avanti l'impresa agricola, una parte di tempo è la partecipazione a incontri, a costruzione di partenariati, a confronti, eccetera, eccetera. Ricordarsi, ve l'ho già detto, che è un progetto che si fa a più mani ed è un progetto che guarda ad un territorio e con quello deve dialogare, non soltanto la singola azienda. È importante curare la comunicazione, per quello che si diceva anche prima, bella cosa ma non lo sa nessuno. Invece no, la comunicazione è fondamentale, che poi passa su diversi canali, perché la comunicazione poi passa anche dal mio prodotto che comunica quello che sto facendo, quindi è importante far emergere questa cosa. Un consiglio che danno chi l'ha già fatto è quello di avere pazienza, che sembra banale ma probabilmente aiuta, e l'altro consiglio che viene dato da chi l'ha già fatto è quello di andare a parlare con chi l'ha già fatto, cioè andate a visitare, andate a vedere luoghi, fate domande, chiedete a chi ha già avviato questo tipo di percorsi. Parlavamo prima di welfare e di agricoltura sociale, l'abbiamo un po' accennata all'inizio. Il welfare assistenziale, che sorregge tutte quelle che sono le difficoltà, oggi non ha un futuro lungo, anzi probabilmente è già fallito, non possiamo più permetterci questo tipo di sistema. Quindi bisogna cominciare a muoversi verso quello che è un concetto di sussidiarietà, e in agricoltura sociale torna un concetto che si chiama welfare rigenerativo, cioè che in qualche modo sostenga e aiuti l'erogazione dei servizi alla persona. Perché questo possa essere possibile bisogna rivedere un po' il coinvolgimento e rivedere un po' anche il ruolo delle istituzioni nel rapporto con questi meccanismi, quindi è importante. Com'è l'evoluzione del welfare rispetto all'agricoltura sociale? Qualche tempo fa, fino a qualche tempo fa, il welfare tradizionale vedeva welfare che produce servizi da una parte, agricoltura che produce cibo dall'altra. Due soggetti completamente estranei, per cui non c'è nessun passaggio, assolutamente. Quindi l'agricoltura produce solo cibo, il welfare fa servizi. Come si lega all'agricoltura sociale con quel tipo di welfare? Il welfare fa servizi, l'agricoltura sociale e l'agricoltura fa servizi e cibo marginalmente. In realtà qui l'agricoltura partecipa a una produzione di valore sociale assorbendo risorse economiche dal welfare. Quindi c'è un affidamento da parte dei servizi di soldi all'agricoltura perché possa svolgere un servizio sociale. In questo meccanismo l'agricoltura è dipendente da sostegno e finanziamento da parte del welfare, quindi siamo comunque in un welfare assistenziale. Si parla di welfare nuovo, rigenerativo, guardando un po' a questo schema.
l'agricoltura produce sì cibo e servizi e attraverso la produzione di cibo e di servizi ritrova un riconoscimento economico da parte dei consumatori e di altri portatori di interesse, quindi non è dipendente, come dire, da erogazione del pubblico, ma si costruisce tramite la sua fornitura di servizi, si costruisce una reputazione e riesce a parlare a altri portatori di interessi ed a consumatori per costruirsi un riconoscimento economico. Questo è un progetto che probabilmente è assolutamente sostenibile dal pubblico, perché non interviene economicamente, non ha bisogno del pubblico per rimanere in piedi, ma guarda al mercato per poter erogare il suo servizio. Riassumendo, l'agricoltura quindi produce assolutamente dei valori economici, produce un valore sociale attraverso questi strumenti nuovi a disposizione dei servizi, produce un valore nuovo all'interno del mercato. È un'opportunità per i consumatori, veniamo a questo, a quelli che sono stati nominati fino adesso. Il ruolo dei consumatori è fondamentale, ma il ruolo nostro di consumatori è fondamentale. Mangiare è un atto agricolo, o quello che si diceva prima, il cibo non è una merce, o 3 volte al giorno abbiamo a che fare con un imprenditore agricolo. È importante riappropriarsi di questa responsabilità. Probabilmente è una riflessione cominciare a pensare a questo tipo di realtà che offrono un cibo giusto, un cibo civile, quindi il consumatore guarda a queste realtà come a qualcosa che ha un valore aggiunto rispetto al prodotto che va ad acquistare, gli riconosce un valore non solo economico, non solo di qualità, ma un valore sociale. Probabilmente lo sapete già, quindi sorvolo velocemente questa cosa. Il prodotto che esce da realtà che fanno agricoltura sociale è un prodotto di altissima qualità. Le realtà che operano in agricoltura sociale puntano tantissimo a prodotti di alta qualità, perché è possibile. Banalizzo, la bottiglia di olio che posso produrre io è uguale alla bottiglia di olio che può produrre una persona ben seguita anche con un disagio psichico elevato, cioè i prodotti di agricoltura sociale non portano traccia della disabilità che l'ha prodotta. Ecco perché è importante investire nella qualità, e queste aziende lo fanno perché aumentano il valore, aggiungono altri valori rispetto a quel prodotto. Pensare di collocare sul mercato un prodotto proveniente da agricoltura sociale muovendo il pietismo e la solidarietà è totalmente sbagliato, perché scardina qualcosa di fondamentale, cioè se io posso puntare alla qualità è estremamente sbagliato e riduttivo far vendere il mio prodotto solo perché l'ha fatto una persona con difficoltà, ma quello deve essere un valore aggiunto, non un valore che sostituisce la qualità di quel prodotto. Ecco perché queste realtà spessissimo addirittura trovano anche delle produzioni ormai di nicchia, si rifanno a prodotti tipici locali, cioè cercano di mettere insieme più valori per portare sul mercato quel prodotto. Una riflessione sui consumatori, e comincia ad andare veloce, forse ci dobbiamo ricordare che la nostra azione di acquisto non è un'azione banale. Ogni volta che noi acquistiamo qualcosa stiamo emettendo un voto, qualcuno lo chiama voto con il portafoglio, cioè è importante il ruolo del consumatore ogni volta che va sul mercato. Agire soltanto per un interesse diretto e personale anche nei confronti del consumatore è sbagliato. Il nostro agire, il consumo va fatto come un atto di senso, non un atto così meccanico, anche perché a differenza dell'animale l'uomo è l'unico che deve produrre la società in cui vive, quindi anche il ruolo del consumatore è importante alla fine dei giochi per la comunità che sta contribuendo a produrre. Sembra cosa così, ma non è abbastanza importante. In questo tipo di mercato il consumatore in qualche modo è educato e richiamato a ritrovare il suo ruolo di consumatore e capisce che con il suo atto d'acquisto, anzi capisce e decide, che è diverso, di influenzare attraverso il suo atto d'acquisto che cosa si produce e come quel prodotto viene realizzato. Questo è un passaggio fondamentale.
perché queste realtà spendono tanto nella cultura del consumatore, nel portarlo dentro, proprio per questo motivo qui, per riportarlo al centro anche lui di una serie di dinamiche. La reputazione diventa una chiave di diversificazione, ma anche se volete, la solidarietà, il voler acquistare questi prodotti diventa una chiave di diversificazione. E quello che si diceva prima, non compro una cosa perché lo faccio per pietismo, ma ne riconosco un valore e quindi lo apprezzo, cioè gli do uno scambio. La parola che ritorna anche qui è l'alleanza. Queste realtà costruiscono una forte alleanza con il consumatore. Che cosa succede? Che queste realtà in qualche modo diventano realtà da imitare, cioè anche il mercato dell'impresa estremamente profit comincia a guardare a queste realtà, anche di altri settori, come realtà da imitare, perché il mercato si sta spostando su questo. Il consumatore che decide di investire in questo tipo di settori si chiama un consumatore lungimirante. Noi abbiamo tutti un doppio ruolo, quello del consumatore, ma abbiamo anche quello del lavoratore e del produttore. Ogni volta che decidiamo di acquistare un prodotto che costa poco e che viene da altri paesi, come consumatori ci guadagniamo perché lo paghiamo di meno, ma in qualche modo andiamo a scalfire la nostra capacità di produrre, perché l'azienda italiana che va in concorrenza probabilmente chiuderà, perderemo dei posti di lavoro e metteremo ancora più un meccanismo di crisi. Quindi ci guadagniamo come consumatori, ma perdiamo come produttori, perdiamo come lavoratori, mettiamo a rischio il nostro lavoro. Quindi il consumatore si deve un po' rendere conto che ogni volta che acquista è consumatore e produttore, e quando sceglie un determinato prodotto comincia a capire quei soldi dove vanno e a fare delle scelte diverse. Logicamente sono ancora meccanismi in costruzione, ma probabilmente gruppi di acquisto, eccetera, eccetera, vengono chiamati una rivoluzione silenziosa, ma che sta crescendo. Una cosa la volevo dire semplicemente sui giovani, perché l'agricoltura sociale richiama tantissimo al lavoro i giovani e anche con esperienze diverse. L'Istat ha stimato che c'è una perdita di produzione industriale in Italia sempre più alta, viceversa l'agricoltura richiama tantissimi giovani che vengono anche da altri settori, che hanno fatto altri percorsi di studio e che si ritrovano in agricoltura. Addirittura il mercato del biologico registra un fatturato di più 10% rispetto ad altri. Questo vuol dire che invece che andare all'estero, molti giovani cominciano a guardare all'agricoltura come un luogo di lavoro. Questi due titoli sono Sole 24 Ore e Repubblica, ma spessissimo escono di queste realtà. Velocemente vi porto avanti qualche cosa rispetto ai buoni frutti, il viaggio che ho fatto prima, mettendovi davanti soltanto poche realtà, tanto per dirvi come si muove l'agricoltura sociale. Questi sono a Feletto Torinese, stanno dentro il Cottolengo, all'interno di una casa del Cottolengo. Il Cottolengo è storicamente considerato uno dei posti dove la disabilità, e soprattutto una disabilità importante, veniva rinchiusa lì dentro, era un luogo totalmente chiuso alla comunità. Questo gruppo di ragazzi che hanno creato la cooperativa agricola e sociale Cavoli Nostri sono dei ragazzi giovani che anche loro vengono da percorsi professionali diversi e hanno deciso, dicono loro, di vedere se si può costruire un welfare in maniera diversa. Quindi all'interno della loro cooperativa lavorano gli ospiti della casa del Cottolengo e alcuni sono soci. L'opportunità è quella di creare logicamente un inserimento lavorativo. Un giorno a settimana il Cottolengo è aperto alla comunità perché si fa il mercato e vendono dentro il Cottolengo, che anche qui è un cambiamento culturale importante. Pensare di portare delle persone
dentro quello che è un istituto totalmente chiuso, come lo hanno realizzato? Oltre a una grande capacità imprenditoriale, hanno investito molto nella rete, quindi si sono messi in rete con altri agricoltori, hanno creato un circuito che si chiama Agricoltori Consapevoli, per poter distribuire le loro produzioni, hanno puntato tantissimo sul punto vendita, sulle occasioni di mercato, sulla fornitura ai gruppi d'acquisto, quindi il coinvolgere tantissimo il consumatore e quindi sensibilizzare le persone all'accoglienza della diversità, di quella che è la disabilità, ma anche a un consumo alimentare diverso e consapevole. Agricopecetto vado oltre, mi fermo soltanto qui rispetto a Lorena è al Talmasson a Udine, perché Lorena è probabilmente forse una dei pionieri veramente dell'agricoltura sociale. Lei dice una frase e riporta: abbiamo dato tempo a tutti e poi tutti ci hanno riconosciuto un ruolo, cioè lei ci ha raccontato di quanto ha faticato per poter convincere i servizi sociali piuttosto che altri partner di quello che faceva all'interno della sua azienda, però dice lei sono cose nuove e quindi è giusto dare del tempo a tutti perché tutti arrivino a capirne il valore di queste attività. Oltre ad essere pioniera che ha aperto veramente tantissime strade, lei è riuscita anche a fare quello che queste persone fanno, cioè riescano a catalizzare dinamiche di cambiamento sociale. Lorena lavora moltissimo con quelli che sono i centri diurni e lavora tantissimo con le scuole, con gli istituti per alternanza scuola-lavoro, gli istituti che hanno al loro interno ragazzi, alunni con disabilità, che invece che rimanere sul banco fanno un percorso formativo all'interno della sua azienda in accordo con l'istituto. Tutto questo è regolamentato, però è un modo per fornire un servizio di agricoltura sociale. Poi dice Lorena, alla fine del percorso questi ragazzi probabilmente alcuni li assumerò perché ho visto come lavorano, a me servono delle persone per portare avanti la mia azienda, quindi loro vengono con me. Questo velocemente, ma ne abbiamo parlato abbastanza sul ruolo del cibo. Questa ragazza era laureata in storia medievale, ha deciso di investire sull'agricoltura e di fare all'interno del suo punto vendita un luogo culturale, cioè c'è uno spazio dentro il punto vendita dove lei organizza delle occasioni di incontro con i consumatori per renderli consapevoli di vario tipo e di vario genere, quindi rientra anche in queste cose. Questa ve la metto semplicemente per sottolineare l'importanza delle relazioni che si costruiscono all'interno di queste dinamiche. Non siamo in agricoltura sociale, qui siamo, anche se non è totalmente corretto, qui siamo in un orto urbano. Questo orto nasce a Bari, in un quartiere con estrema difficoltà. L'orto non produce nulla, ma quello che produce finisce in cene all'interno di quell'orto. Lo strumento di quest'orto è semplicemente ricostruire una relazione e un tessuto sociale. Non fa altro, economicamente è perdente, però è riuscita a ricostruire una relazione, perché la crisi di oggi è sicuramente una crisi economica, ma è una crisi che viene da una forte crisi di relazione. Utilizzare l'agricoltura per costruire relazioni è importante. 4 libri all'orto, perché dentro l'orto si organizzano concerti, presentazioni di libri, attività, cioè è lo stare insieme, è il ricostruire un tessuto sociale attraverso l'attività di orto. Mi sembrava come dire, uno spunto su cui riflettere. Andando oltre, probabilmente non sono tantissime le realtà che fanno agricoltura sociale, non parliamo di grandissimi numeri, però se guardiamo ai risultati di queste realtà sono risultati estremamente importanti. Qualche cosa sul concetto di agricoltura sociale e innovazione. Stiamo parlando di percorsi nuovi, l'agricoltura sociale è innovazione, per tutto quello che c'è in giro l'agricoltura è sicuramente un luogo un laboratorio diffuso di innovazione sociale. Innovare vuol dire ideare un progetto che non c'è, con degli strumenti che ancora non esistono e degli obiettivi che pochi sentono propri per fare qualcosa che si scoprirà indispensabile. E sudare parecchio, questa è una testimonianza da parte di alcuni giovani che operano in agricoltura. Che dei giovani facciano questa riflessione è importante. Vado velocemente rispetto all'innovazione e
Vediamo perché l'agricoltura è innovazione sociale. Alla base dei percorsi di innovazione sociale che promuove anche l'agricoltura c'è un coinvolgimento forte della società civile, delle responsabilità delle imprese, ma anche delle pubbliche amministrazioni, che oggi cominciano a creare queste reti, quindi collaborano per produrre una società. Ragionare in agricoltura sociale vuol dire mettersi in discussione e mettere in discussione il modo con cui le imprese, le amministrazioni e i cittadini si rapportano nei processi di creazione e di distribuzione e ripensare i ruoli che hanno ricoperto fino ad oggi. Questo vuol dire cominciare a ripensare. L'agricoltura sociale guarda a modelli nuovi anche di economia, dove si parla di dono, di reciprocità, di fiducia, di responsabilità e di partecipazione. Il fatto che l'agricoltura, che è sempre stato visto un settore completamente, come dire, restio alle novità, oggi viene visto come un settore di innovazione, è una cosa importante, è un passo avanti fondamentale. Qualcuno dice che stiamo forse assistendo a una rievoluzione dell'agricoltura, che parta dall'agricoltura questa costruzione di innovazione sociale è importante. Guardando al futuro, stiamo per aprire la nuova programmazione, ma anche la strategia di Europa 2020 ci richiama a 3 parole fondamentali. Ci dice che la crescita deve essere inclusiva, intelligente e sostenibile. L'agricoltura sociale, se ci pensate, è perfettamente in linea con le parole che usa Europa 2020 e l'agricoltura sociale ci consente di riflettere su percorsi di sviluppo perché coniuga le politiche comunitarie con lo sviluppo sociale ed economico. Passiamo velocemente oltre. Non è tutto così bello. Quali sono i nodi su cui ci si sta interrogando? Quali sono i nodi che sono venuti al pettine sull'agricoltura sociale? Sicuramente c'è una mancanza di circolazione delle esperienze. Non sempre le esperienze si conoscono e vengono veicolate. Probabilmente c'è una miopia rispetto al cambiamento che l'agricoltura sta in qualche modo costruendo, quindi non c'è abbastanza lungimiranza. C'è una forte domanda di formazione e di informazione, altissima, e c'è anche la necessità di strumenti che in qualche modo possano accompagnare questa costruzione di cambiamento. Ecco qui la ricerca anche di professionalità che siano in grado di promuovere il cambiamento, di accompagnare un'azienda che si siede e dice come si fa, come posso realizzare questo tipo di realtà. Le competenze sono delle competenze che l'agricoltura sociale mette in campo, si dice ibridate, cioè non è più la specializzazione della competenza, ma sono competenze che vengono da più settori, quindi è importante investire nella formazione di più competenze per provare a fare dei servizi innovativi. È importante che gli enti in qualche modo non lasciino da sole le esperienze che sono partite per prime, che non ci sia la solitudine dei numeri primi, ma che si facciano delle azioni per accompagnare tutto questo. E la nuova programmazione parla di lotta alla povertà. Con la crisi economica, con i nuovi disagi sociali, questo sarà un filone importante anche della nuova programmazione. L'agricoltura sociale può andare oltre questo tipo di realtà. L'agricoltura sociale è un'opportunità per tanti soggetti, lo abbiamo visto, probabilmente è un'opportunità per il futuro perché realizza dei modelli di collaborazione nuova a cui anche altri settori dovrebbero guardare per ricostruire e riposizionarsi in qualche modo. Vado veloce, semplicemente citando questa frase che compare e la trovate facilmente. Tornano i tempi dove la fiducia prende il posto della tristezza, i tempi delle buone maniere e delle condivisioni, dove il denaro è importante ma è solo uno strumento. Tornano i tempi che piacciono a noi. Come dire, c'è un provare a ricostruire la fiducia, un provare a guardare oltre. Questo però è lo spot di una banca che qualche anno fa diceva vi diamo il 4%, che vuol dire che probabilmente anche loro hanno capito che vanno ricostruiti dei valori, va ricostruito qualcosa di importante che l'agricoltura sociale ci sta sollecitando. Allora forse è più bello dire che il nostro tempo, nonostante questo tempo, offre all'uomo possibilità e opportunità che non ha mai avuto nella sua storia, con tutti i rischi connessi. Questo impone a maggior ragione di saper fare un buon uso del mondo. Io con questo vado velocemente a concludere, ma vi lascio con una cosa nel futuro, perché l'agricoltura cambia, quindi
quindi rendiamocene conto. Il 2014 per la FAO è l'anno dell'agricoltura familiare, quindi questo è importante, considerare questo. Il 20 marzo, tra pochi giorni, per l'ONU è la giornata mondiale della felicità. Allora, della felicità ne hanno parlato tanto, da Schopenhauer ad Albano e Romina, ma forse è il caso di ripensare un po' la felicità. E secondo me l'agricoltura sociale ci impone anche di ripensare alla felicità in termini di reddito, di ambiente e di relazione in modo differente. Io chiudo così, scusate se sono andata oltre di qualche minuto, grazie a tutti, buon proseguimento.